Secondo lei su che cosa devono lavorare subito? Purtroppo hanno lasciato i precedenti, tante cose purtroppo che non vanno. Ci sono tante cose comunque, ecco, tantissime. Bollette? Soprattutto bollette. A me è arrivata la bolletta della luce il doppio di 2 mesi fa, da 43 a 85 le bollette. Adesso mi arriverà l'acqua, che mi arriva generalmente 180-190 di acqua, adesso so cosa che mi arriverà. Deve lavorare per aiutare innanzitutto le imprese, le medio-piccole imprese, non le grosse imprese, e quello è fondamentale. E io parlo anche per me e le famiglie in generale, proprio i problemi, quelli che si sentono tutti i giorni e che sono poi più importanti. Quindi lei conta su una detassazione, per esempio? Sì, un aiuto così, qualche agevolazione in più, anche per l'assunzione di dipendenti se necessario, proprio un aiuto in questo senso, più che dei ristori che secondo me servono finché servono e il discorso muore là. C'è proprio una questione più a monte. Dovrebbe lavorare secondo me nell'ascoltare i bisogni veri della gente e non tutta quella campagna elettorale che hanno fatto, populista, che secondo il mio punto di vista da tutto l'arco parlamentare non è servita a nulla e non ha convinto nessuno. Il 36% dei non votanti lo dimostra. La prima cosa importante per me è l'Europa, quindi lei domani e dopodomani deve andare in Europa a presentarsi, questa è la cosa importantissima. Se lo fa un gran passo in avanti, quindi dà conferma su questo. Poi per me tutte le altre cose vengono dopo. Un intervento anche sulla magistratura, perché a questo punto non si può andare avanti con processi che durano 20 anni. È assurdo, è inutile, è il contrario tra l'altro alle direttive della Comunità Europea. Quindi uno dei punti in cui bisogna mettere le mani è che quello. Proprio le bollette, che le bollette sono carissime e non sappiamo come pagarle. L'energia elettrica, le bollette, il lavoro. Bollette sono una grande preoccupazione. Sì, soprattutto per le imprese, per noi privati, insomma in qualche modo ci arrangiamo, però le imprese che rischiano di chiudere, i locali, i ristoranti.